Loro si sono conosciuti quando sono stati eletti nel 2014 al Parlamento europeo, erano entrambi nel Partito Popolare Europeo e un anno dopo hanno deciso di lasciare il PPE per aderire ai conservatori. Una scelta che allora fu vista come coraggiosa, quasi insomma un po' così azzardata, e che invece oggi si rivela assolutamente vincente, e pertanto credo che oggi siamo in tanti a festeggiare, anche mio padre, che sicuramente, anche se non è qui, sono certa che è molto felice di questo risultato. Un'amicizia nata a Bruxelles, proseguita poi in Italia, un uomo che in casa Sernagiotto ha dimostrato tutte le buone qualità che anche gli avversari politici riconoscono all'esponente di Fratelli d'Italia. Raffaele è una persona meravigliosa, di grande spessore umano e politico, ha un profondo amore per l'Italia e per l'Europa, una grande conoscenza delle istituzioni europee, è stato un grande ministro del PNRR e questo da un lato ci dispiace perché lo perdiamo in Italia, ma lo mandiamo ad assumere un ruolo di centralità in Europa con questo riconoscimento che ci è stato dato, che torna a vedere l'Italia protagonista in Europa, e il ruolo di vicecommissario esecutivo con deleghe tra l'altro molto importanti alle riforme e alla coesione, dimostra che siamo considerati in Europa anche e soprattutto perché abbiamo gente come Raffaele, preparata, competente, con grande senso delle istituzioni. Gloria gli ha mandato anche gli auguri personali in virtù della grande e profonda amicizia che li lega, ma la cosa più importante in questo periodo di scandali italiani ai vertici di governo è l'integrità del ministro. Io conosco molto bene anche la sua famiglia, la moglie Adriana, i suoi figli, sono una famiglia meravigliosa, e Raffaele ha grandi valori, prima di tutto, sui quali ha sempre incentrato la sua vita privata, professionale, e pertanto da questo punto di vista mi sento assolutamente sicura che continuerà a lavorare in questa maniera. E chi prenderà il posto di Fitto nel Consiglio dei Ministri? Questa è una domanda a cui io non so rispondere, credo che sarà difficile anche per la nostra Premier trovare un sostituto adeguato, proprio perché Raffaele veniva da un'esperienza in Europa in cui aveva costruito anche relazioni importanti e appunto anche una profonda conoscenza del PNRR e di tutte le tematiche europee, ma sono sicura che nella nostra classe dirigente saremo in grado di individuare una persona altrettanto preparata che potrà portare avanti il grande lavoro fatto da Raffaele.